Ben ritornati con noi cari telespettatori, ben ritornato Maurizio Francescon, direttore Confesercenti Veneto Centrale, presidente Cescot Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, l'abbiamo convocata così perché giustamente bisogna fare anche un po' il punto su diverse situazioni che lasciano un po' delle perplessità. Calo fisiologico o meno dei consumi, produzione industriale in calo, si parla di una situazione abbastanza difficile da affrontare. Ci faccia un po' il punto della situazione per quel che riguarda il territorio di vostra competenza, quindi i sentiment che avete e se avete fatto delle indagini con Cescot anche a livello regionale. Perché sono le notizie che spaventano il consumatore, quindi il fatto che ci sono tante voci che fanno credere che si vada verso un certo tipo di recessione, di contrazione economico-produttiva, eccetera, oppure c'è qualcos'altro e effettivamente, nonostante i saldi, avete avuto dei segnali non piacevoli? Diciamo che la crisi dei consumi iniziata dopo il 2007 ha avuto un apice negativo attorno al 2015. Nel 2016-2017 sembrava che ci fossero dei segnali di apertura, di ripresa, con degli incrementi sia dei consumi che delle vendite al dettaglio, che sono due fattori diversi ovviamente, però nel 2018 questo segnale è ancora una volta tornato al negativo. E questo evidentemente ci preoccupa. Nei vari settori, nei vari ambiti, oppure ci sono? Diciamo che ci sono due o tre fattori che vanno sottolineati. Allora, c'è un segnale complessivo che riguarda le vendite al dettaglio, che dal 2013 al 2018, quindi gli ultimi 5 anni, segnano un incremento modestissimo dell'1,8%. Modestissimo se pensiamo che l'inflazione è ben più elevata in questo periodo. Ci sono dei segnali per quanto riguarda invece i consumi relativi a spese per abitazione e per i servizi o per comunicazioni che incrementano attorno al 4%. Quindi sostanzialmente abbiamo un incremento di costi vivi, che non sono proprio consumi veri e propri, per le famiglie, e una diminuzione di quelle che sono invece le vendite di beni, il consumo di beni. Questo è il segnale che abbiamo all'interno del Veneto, complessivamente del Veneto, che chiaramente, va ribadito questo, è leggermente migliore che nel contesto nazionale. Direi che su questo dato siamo davanti anche alla Lombardia. Ah, addirittura, quindi i consumi vanno tutto sommato nel non bene, però meglio di altre regioni addirittura. Sì, in questo momento i dati che abbiamo noi certificano che il Veneto probabilmente è la regione che, tra virgolette, rispetto alle vendite al dettaglio sta meno peggio. E Padova? Territorio padovano? Padova non è la migliore nel Veneto, non è la migliore nel Veneto perché in questo momento la migliore nel Veneto è quasi sicuramente Venezia, da questo punto di vista. Però i dati che abbiamo sono abbastanza preoccupanti. Lo sono sotto due aspetti. Uno, i consumi che si attestano sulle medie che dicevo prima, quindi siamo leggermente al di sopra di quello della media nazionale. Nelle vendite al dettaglio, anche sulla provincia di Padova, crescono ovviamente le vendite online a due cifre esponenziali, mentre invece complessivamente le vendite hanno un incremento sempre negli ultimi 5 anni, con questo segnale che dicevo prima, dal 2013 al 2015, poi questa ripresa del biennio 2016-2017, danno anche qui un'indicazione abbastanza preoccupante, nel senso che siamo su un incremento molto, molto leggero. Andrebbe poi ovviamente analizzato all'interno dei singoli settori, il grande settore merceologico dell'alimentare che tiene sostanzialmente, e il settore del non alimentare diviso in due grandi gruppi, l'abbigliamento, la moda, che perde, va giù, e gli elettrodomestici che invece tengono e recuperano anche qualche cosa. Ecco, probabilmente gli elettrodomestici tengono qualche cosa per gli incentivi che abbiamo. Che ci sono stati, quindi hanno giovato senza dubbio. Esatto. La situazione, andando un po' al discorso della vostra competenza specifica, Veneto Centrale Padova ha visto delle chiusure significative. Da un lato la rinascente che non si aspettavano le persone di questo tipo di cambiamento, e poi tanti negozi che comunque hanno chiuso. Sembrano invece i pubblici esercizi, i bar, che anzi hanno avuto delle aperture, almeno questi sembrano essere i segnali. Preoccupa questa minor fruizione proprio dei negozi da parte del pubblico, un minor gradimento? Cosa è successo e cosa succede rispetto ad altre città dove invece c'è più vitalità?
C'è un dato di un'indagine nostra, in questo caso a livello nazionale, che certifica come ci sia un pubblico giovane che nell'ultimo periodo stia ritornando a preferire l'acquisto presso i negozi di vicinato. E questo è un dato sicuramente incoraggiante. C'è poi una situazione di alcune grandi catene, alcune, che non hanno saputo, a mio avviso, non è solo la Rinascente, non hanno saputo adeguarsi a quello che è una modifica in atto, come sta succedendo anche negli altri paesi del mondo. Insomma, in America queste catene stanno soffrendo, non sono riuscite sostanzialmente ad allinearsi a quello che sono dei processi, delle modifiche di vendita e di preferenza dei consumatori. Ed è quello che stiamo pagando anche qui a Padova con l'addio della Rinascente. Credo che questo sia uno degli aspetti su cui si dovrà fare una riflessione, perché mentre si continua con una serie di politiche, dobbiamo dirlo con molta franchezza, di deregolamentazione del settore a garantire lo sviluppo della grande distribuzione, si sacrificano gli esercizi di vicinato, si sacrificano gli esercizi più piccoli, con il risultato che, insomma, lo vediamo tutti ormai nella nostra provincia e nelle province venete, di intere aree che cominciano ad essere desertificate, negozi chiusi, garage che sostituiscono negozi. Questo è un po' quello che sta succedendo. Ci vuole evidentemente una modifica consistente, modifica di indirizzo. E alcuni provvedimenti che si stanno discutendo in questo periodo, ad esempio un minimo di regole per le aperture festive, potrebbero darci una mano in questa direzione. Dopo affrontiamo anche questo tema, perché continua a essere sempre di attualità finché non si arriva a una definizione concreta. Può essere che chi chiude sostanzialmente, compresi i grandi, perché la Rinascente è notevole come entità, ma anche i piccoli, vuol dire che non risponde a quelle che sono le aspettative del pubblico, della clientela, quindi non è stato in grado di cogliere il cambiamento, di dare un'offerta che risponda un po' alle esigenze, perché se andiamo in certi ambiti commerciali vediamo che c'è proprio un proliferare di gente. Non so, è un centro commerciale grosso nel Veneto, abbiamo la Digeo per esempio a Verona, è impressionante, c'è la coda per entrare fine settimana, c'è qualcosa di sconvolgente, i negozi pieni di gente, vendono e così via, per carità anche lì ad ondate, però e questo fastidisce moltissimo Verona Centro per esempio, perché, certo. Però vuol dire che quello risponde a delle esigenze, delle aspettative di giovani e meno giovani. Che cos'è che qui a Padova non funziona e quindi è rimasto vecchio o ancorato a vecchi sistemi? Perché voi fate delle ricerche Sì, però parlare solo di Padova, che questo non funzioni solo a Padova, sarebbe un errore, è un problema che è più generale. Allora, quando si chiude evidentemente per vari motivi. Il principale è perché l'azienda non ha saputo adeguarsi a quelle che sono le modifiche, non ha saputo rinnovarsi, sicuramente questo è l'elemento principale. Quando però, come su Padova, ma anche nel Veneto le percentuali sono queste, abbiamo che per 3 anni consecutivi il saldo degli esercizi, non i singoli esercizi, non solo gli esercizi di vicinato, ma il saldo degli esercizi è negativo e viaggiamo a una media di 250, 300, queste sono le medie delle chiusure annuali, saldo negativo non chiusure, quindi tra aperture e chiusure. È evidente che si tratta di una crisi del sistema, non solo dei singoli esercizi che non sono in grado di adeguarsi, è il sistema commerciale che non è più in grado complessivamente, così come è strutturato, così come è gestito oggi, di reggere una diminuzione, un contenimento dei consumi preoccupante come quello che c'è. È ovvio che non è più solo un problema della singola azienda, è un problema più ampio, più strutturale, perché succederebbe il contrario. Teniamo conto che poi in questo saldo negativo tra aperture e chiusure abbiamo un dato che è ancora più allarmante, nel senso che abbiamo un grande numero di aperture che hanno una durata media, di nuove aperture che hanno una durata media di 2-3 anni, quindi non solide, e sono velocissime cose, con perdite. Cosa sta succedendo sostanzialmente? Sta succedendo questo, che la diminuzione dei consumi, l'obbligo di ricorrere a una politica di vendita, come si può dire, in saldo continuo, in parte su tutti i settori, non più solo sulla moda, fa sì che la capacità di reinvestimento di tanti imprenditori sia molto limitata. Non avendo un reddito aziendale, non parliamo del reddito personale dell'imprenditore, ma non avendo un reddito aziendale, la capacità di reinvestimento, la capacità di innovazione, la possibilità di rimettere all'interno dell'azienda
nuovi strumenti è ovviamente notevolmente ridotta, e questo è uno dei problemi che abbiamo, e uno dei problemi poi che si trasferiscono anche in maniera diretta su quello che è il mercato interno, perché la piccola impresa che non è più in grado di reinvestire nella propria azienda crea una diminuzione delle attività anche per gli artigiani, per i professionisti che seguono queste aziende. Ma il consumatore non compra nonostante un po' di ripresa, di stabilità che si è acquisita, eccetera, al di là delle paure, perché poi sembra che anche i conti correnti si siano rimpinguati nel frattempo, dati che sono anche venuti fuori di recente, sulle 24 ore, quindi non consuma o consuma diversamente, e qui entra in gioco tutto il discorso delle vendite online, del web. Secondo lei, siete riusciti a capire, oppure sono indirizzati in altri luoghi di acquisto? Non è una novità, ovviamente, c'è un'indagine nostra datata 2015 che dà un quadro di quello che sono le variazioni fino al 2020, e dice sostanzialmente le cose che stanno emergendo. Cioè, da un lato c'è una modifica nel modo di consumare, si è persa la fidelizzazione del cliente, questo sì, sicuramente è molto diminuita, però rimane un rapporto sempre forte tra chi vende e chi acquista proprio a livello personale. Questo rimane, difficilmente verrà scalfito. Chiaramente poi c'è una percentuale crescente che, per motivi diversi, ma soprattutto per comodità e per tranquillità, nel senso che si fa l'ordine anche a casa senza problemi, si rivolge all'online e quindi fa questo tipo di acquisto. Poi c'è una modifica consistente nelle abitudini di consumo, cioè meglio nei prodotti che si consumano, mentre fino all'inizio di questo secolo i capi indispensabili, i prodotti indispensabili erano l'alimentare e l'abbigliamento, questi erano quelli considerati i beni di prima necessaria necessità. Oggi questi sono prodotti abbastanza, come dire, marginali nei consumi nei bisogni di consumo delle persone, e invece sono cresciuti notevolmente due tipi di consumo, che è come possiamo chiamarla, in senso, con un termine semplice, la comunicazione, che significa ovviamente tutti i valori della comunicazione, e in fianco il tempo libero, che significa vacanza, e i prodotti per il tempo libero. E benessere, anche benessere. Benessere, che significa, ecco, tutto questo. Questi sono i due grandi settori su cui si sta cioè gli acquisti, la spesa si sta indirizzando verso la spesa. C'è poi tutto il settore dei consumi che si sta sviluppando, che è quello verso appunto il benessere, i servizi e benessere, i prodotti per la famiglia, queste cose. Questi sono comunque i due settori su cui c'è un segnale ben preciso di come stanno modificando i consumi. Sostanzialmente oggi diventa più importante e fondamentale sistemi di comunicazione, di dialogo moderni, che non la forte qualità alimentare. Infatti, questo da un punto di vista, insomma, dell'andamento dei consumi. Relativamente al discorso invece dell'accessibilità dei centri storici, la fruibilità, e qui ci allacceremo dopo anche al discorso delle modalità con cui utilizzarli e arrivare in questi centri storici. Oggi abbiamo dei dati che possiamo leggere sui quotidiani in questi giorni, anzi non è oggi, di picchi di inquinamento spaventosi, quindi necessità di prendere provvedimenti anche molto seri e rigorosi per l'accessibilità ai centri storici. Qual è la situazione? Ci sono differenze nel territorio regionale dove ci sono città più fruibili a piedi, hanno delle modalità di accesso più facili rispetto ad altre, oppure siamo al pari livello? Perché poi voi state combattendo una battaglia anche per il discorso dei posteggi a Padova, per esempio. Sì, allora, se sentiamo i commercianti delle varie città, ognuno dice che la sua è la città meno accessibile. Vabbè, ma loro si lamentano sempre, infatti vi chiedo come entità terza. Esatto. Ci sono però delle situazioni nel Veneto, e non solo nel Veneto, di città che hanno saputo in questi anni affrontare il sistema dell'accessibilità anche attraverso le auto private in maniera forse un pochino più consistente o più attrezzata che in Padova, nel senso che alcune città si sono attrezzate proprio con mega parcheggi sotterranei anche a ridosso del centro pedonalizzato. Padova ha fatto una serie di interventi a corona attorno al centro storico che sono sicuramente in questo momento insufficienti, e chiaramente è questo il grande tema. C'è un aspetto che dobbiamo sempre sottolineare quando parliamo di questa cosa dal punto di vista del commercio, che è quella di due cose che si devono intersecare quando operiamo all'interno di una città. E cioè, da un lato, la necessità che chi vi opera, cioè gli imprenditori che vi operano, diventino sempre più competitivi, crescano, lavorino insieme, e questo è un ruolo fondamentale che spetta al mondo delle imprese. C'è però un altro ruolo che va sempre più sottolineato, che viaggia insieme, che è quello che l'amministrazione pubblica, il comune, deve rendere l'ambiente
fruibile, idoneo allo sviluppo di queste attività. E se queste due cose, sì, idoneo significa evidentemente anche accessibile, no? Accessibile, conosciuto, perché a volte c'è anche un problema di conoscenza di queste cose. Sì, Tutto questo, se non viaggia insieme, crea dei momenti di difficoltà e di attrito che ovviamente ci costringono come associazione a chiedere interventi e chiedere modifiche. Cos'è che bisogna fare? Entriamo nel concreto, per esempio, visto che non è una città piccola e lei la conosce bene, Padova, qual è il problema? Si era aperto il Park Prandina, poi si è chiuso, poi non si è fatti dei lavori, ha dato uno sbocco, un alito di respiro. Dove sta la questione? In quello che diceva lei adesso, cioè nel fatto che si apre, si chiude, si dice si fa questo, si fa quell'altro. Tutto spot. Il mondo dell'impresa, ma anche i consumatori, hanno bisogno di alcune certezze. Hanno bisogno di certezze. Le certezze devono essere molto semplici, vanno definite attraverso un progetto chiaro di accessibilità. Cosa vuol dire? Il sistema dei parcheggi che va codificato e deciso adesso, l'aveva fatto un vecchio assessore nel 2002 questa cosa, chiaramente dopo 16 anni un po' vecchiotto, va rivisto, però l'aveva fatto con noi, con le associazioni di categoria. Vanno messi in piedi un progetto preciso dicendo si fa questo, si fa questo, si fa questo rimane valido, non si cambia domani mattina la ZTL senza un progetto chiaro e a step si interviene per definire quelli che possono essere i percorsi di accessibilità mettendo insieme due cose. Uno, sicuramente il servizio pubblico. Due, sono tre le cose in realtà. Due, l'accessibilità attraverso sistemi non inquinanti, le bici, le auto elettriche. Terzo, e non possiamo demonizzarlo questo, c'è una gran parte di visitatori delle città, di fruitori delle città, di lavoratori delle città che ha bisogno di arrivarci in auto. Queste tre cose devono essere combinate. Avere dei punti di riferimento di sosta precisi per le auto significa ridurre l'inquinamento in maniera drastica rispetto a una città. Perché quello che inquina oggi, secondo me, in un'area centrale, non è tanto il fatto che si va a parcheggiare. Quando non mancano i parcheggi si girano delle ore o si sosta delle ore in attesa di aprire un parcheggio. Ecco, ma visto che Padova è un centro piccolo tutto sommato, perché rispetto ad altre realtà veramente lo giri in pochissimo tempo, inibirlo completamente al traffico, quindi renderlo inaccessibile come avviene in altre realtà, soprattutto magari in certi giorni della settimana, sabato e domenica in modo particolare, o la sera quando magari le persone possono anche accedere maggiormente, in modo da pedonalizzarlo sostanzialmente e in questo modo trovare però delle soluzioni per le macchine nella zona circostante. Non potrebbe essere una soluzione per abbassare anche questo senso di oppressione e di inquinamento dovuto poi alla connotazione, perché Padova è un po' arzigogolata, medievale, ha questi portici dove si condensa questo traffico, non è piacevole girare perché c'è questa idea di inquinamento che altre città non presentano. Sì, aspetti che le do la risposta, la pubblicità incombe, non mi sono accorta nuovamente. Allora, rispondiamo a questo, intanto facciamo le considerazioni dopo la pubblicità, tra poco.